sempre in riferimento al direttore di Telepordenone, appunto Gigi Di Meo, nei suoi notiziari lui ha preso una netta posizione sulla questione della Serracchiani, la neoeletta per il Partito Democratico al Parlamento Europeo, che adesso praticamente si è candidata alla segreteria della regione, se non sbaglio, Friuli Venezia Giulia per il partito, e lui sostiene che questa persona, ma in generale chiunque assume due cariche di una certa importanza, non riuscirebbe a svolgerle nel migliore dei modi. Se è vero che la Serracchiani farebbe meglio a occuparsi delle questioni europee e di non venire in Friuli Venezia Giulia, mi chiedo allora se la neopresidente della provincia Zaccariotto era meglio se rimaneva a fare il sindaco di San Donato di Piave e non tutte e due le cose. Ma vede, di questi esempi se ne possono tirare su all'infinito. Per esempio, dico un caso un po' estremo, il presidente Berlusconi si è candidato in tutta l'Europa e in tutta l'Italia e quindi vabbè che ha delle capacità più notevoli e quindi gli diamo credito sulle sue capacità, però è giusto dire che è chiaro che se uno fa il parlamentare magari in Europa con quello che si sente in giro magari dovrebbe fare solo quello e non candidarsi anche per un incarico così impegnativo come quale è essere segretario regionale, per esempio, di un partito così importante come il PD. La Serracchiani mi sembra una persona molto competente, molto simpatica, però sono dell'avviso che queste doppie cariche non fanno bene a nessuno, né alla Serracchiani e assolutamente neanche al direttore Di Meo, perché non riesco a capire come potrebbe fare il sindaco allora se venisse eletto. Che il sindaco è anche il direttore. Anche il direttore di Telepordenone. Mi risulta che lavora moltissimo come direttore, non so proprio come troverebbe il tempo di fare il sindaco. Oggi, che è l'8 agosto, praticamente entra in vigore il famoso pacchetto sicurezza del ministro Maroni, firmato dal ministro Maroni, e appunto c'era il discorso delle ronde. Sì. No? Secondo lei queste ronde sono un aspetto positivo oppure, come per esempio leggo anche qua dalla stampa di oggi, che alcuni sindaci anche del centrodestra sono contrari alla loro istituzione nel proprio comune? Mi riferisco al sindaco di Piove di Sacco, oppure tornando sempre al discorso di Pordenone, lo stesso sindaco di Porcia dice che non ne avverte assolutamente il bisogno. I nostri volontari, leggo testualmente, lavorano già egregiamente. Quindi, secondo lei? In campagna elettorale uno dei nostri punti programmatici era che noi vogliamo le ronde, ma quelle in uniforme. Polizia, carabinieri, perché no, polizia locale magari si vedessero in giro per fare delle cose utili alla gente, per dare assistenza. Quindi ronde sì, ma ronde che noi riconosciamo, con uniformi che riconosciamo, ronde apartitiche che ci danno la garanzia di essere trattati e assistiti con equità. Noi italiani abbiamo avuto delle brutte esperienze in passato. Io ricordo quando la mamma parlava delle camicie nere e non vorrei che adesso diventassero verdi queste camicie, visto che è stata la Lega a introdurre questo discorso. Allora, niente in contrario alle camicie verdi, ma però che si limitino a svolgere il loro lavoro politico, ma non le vedo bene per le strade a dare sicurezza alla gente. Abbiamo in Italia 650.000 uniformati, polizia, carabinieri, dovrebbero bastare. Magari tirando via qualcuno dagli uffici, semplificando le burocrazie
e come ho visto alcuni giorni fa, un fatto positivo, ho incominciato ad avere un vigile a Concordia che girava per la città in bicicletta. Ecco, questa è una cosa positiva che io aspiro. Ronde in uniforme. Le ronde fatte da privati cittadini non le vedo bene. Tornando sempre alla questione Zaccariotto, è notizia di questi giorni il fatto che la Zaccariotto, la presidente appunto della provincia di Venezia, praticamente ha inviato la polizia provinciale a presidio delle spiagge come quelle di Bibione per contrastare il noto fenomeno dei V-Compra. Su questa questione si è espresso anche il capogruppo regionale della Lega Nord, Roberto Ciambetti, dopo che qualche giorno prima Gianfranco Bettin, che è un consigliere regionale dei Verdi, aveva criticato appunto questa decisione della Zaccariotto, o comunque questa delibera che ha fatto, insomma, di inviare la polizia provinciale lungo le spiagge del litorale, perché Gianfranco Bettin sosteneva che il compito della polizia provinciale era un altro, c'era quella di controllare l'ambiente, la caccia, eccetera. Allora io volevo chiedere, no, se secondo lei non è invece corretto attribuire anche questa funzione alla polizia provinciale in un periodo magari dell'anno ristretto come quello di adesso, quello estivo, per dare maggior legalità e un maggior controllo nelle spiagge. Mi dispiace dire che la sua domanda è un po' capovolta, quindi vorrei ripetermi su questo punto. Abbiamo 650.000 tra poliziotti, carabinieri e altri uniformati di diverse categorie. Queste categorie dovrebbero garantire a tutta la popolazione quella sicurezza che tutti noi vogliamo, quindi non dovrebbe essere necessario mandare sulle spiagge né la polizia provinciale e nemmeno i carabinieri, perché molte volte vengono anche, pur essendo delle persone per la più gran parte oneste e per bene, potrebbero vedere questi interventi come delle provocazioni. Si è già verificato in alcuni casi che proprio i turisti, i bagnanti, non prendono le difese della polizia ma dei V-Compra o quant'altro. Quindi provocazioni no, sicurezza sì, per tutti quanti, indistintamente da persone in uniforme che noi riconosciamo. Ok. Per concludere volevo chiedere appunto un'opinione, diciamo a livello politico, ritornando sempre al portoghese, sul neonato Club della Libertà, che attualmente, da quanto mi risulta, ha come presidente Alfredo Silvestrini. Il Club della Libertà, lo ricordo, è stato fondato verso la fine di giugno ed ha come presidente appunto Alfredo Silvestrini, un ex consigliere della Popolo della Libertà. Secondo lei ha ragione Gianfranco Battiston, che nel suo sito dice che questo club non è altro che un doppione del partito del Popolo della Libertà, al di là del fatto che le due sedi siano differenti? Ma mi sembra che sia il simbolo del Popolo della Libertà che il Club della Libertà fondato dal signor Silvestrini non siano altro che dei figli dello stesso messaggio politico. Dispiace che Alfredo non sia stato eletto in consiglio comunale anche questa volta. Penso che lui voglia fare attività politica per ripresentarsi in maniera un po' più esaustiva agli elettori di
di evidenziare le sue potenzialità, in quanto i due simboli sono gemelli. La ringrazio per l'intervista. Grazie a lei, grazie, sempre a sua disposizione, grazie.